In Casteddu d'ogni anno si vive una festa de ispanto, un innu de fidi e tradizioni. Esti sa festa de Sant'Effisi. Su primo de maio, su popolo untreu, sagata da vuol rinnovare un rito commovitori. Po sciolli un voto antico, una promessa manna della municipalità di De Casteddu del su 1652. Densando saoi, sa professione passa di nisarrugas de sazittadi prenas de floris de arramadura, con i sbistimenti a sartas, i sonos de canna, i cantus de rosarios e sa bellezza dei squadderis. A pago, con su roccio bello di raude uno iu, tutti i sardos sagatan con pregeri manno, per rinnovare sa devozione a su santo Gherradore. E a Merì sa festa manna con sonus, ballus e cantus a tenore. S'andata in su loghe su marturio e, dopo 4 disi a su scuricadrociu, Sant'Effis torra di scortao dei milizianus con i lucis dei istearicas, i spregadorias dei fielis e de sa confraria, in sa gresiedda de stampaci. Effis, protettori poderosi su santo in su coro de rotto e sardus. Il voto è stato sciolto. A tutti anni. Una buonasera a tutti voi, buonasera, bentrovati, grazie per la vostra presenza e accoglienza. Ci fa davvero piacere, insomma, riprendere questo appuntamento qui in Piazza del Carmine stasera. Per noi significa tanto, significa, come dire, essere pronti per mettere in moto la 367esima processione in onore di Sant'Efisio, e quindi tutto questo lavoro dell'amministrazione comunale, dell'Arciconfraternita, di tutta la città, insomma, che si mobilita per rendere ancora più solenne questo appuntamento. E la serata del 30 aprile, la serata che precede, insomma, il grande appuntamento di fede e di tradizione, oramai si inserisce sempre in un ambito secondo me molto interessante, per questo che sono grato all'amministrazione comunale, perché ha voluto mettere, come dire, a disposizione del patrimonio dei canti tradizionali la festa più importante, il palcoscenico più importante della città, per ospitare tutta quella grande ricchezza che noi in Sardegna, in tutta l'area della nostra isola abbiamo coltivato, conservato, alimentato. E stasera faremo un viaggio ideale dentro questo grande scrigno che conserva i canti dell'area settentrionale dell'isola, quelli della Gallura, quelli del Logudoro. Andremo in tutta la parte centrale della Sardegna con i canti a tenore, a concordo, la polifonia, quella nuorese con il coro di Nuoro, e arriveremo fino al nostro territorio del Campidano con quei canti che sono la nostra tradizione. Quindi stasera sarà veramente un concentrato di tutte quelle essenze del canto che vengono riproposte nella nostra isola per le circostanze più importanti. E Cagliari si apre proprio in una circostanza più importante, quella di Sant'Efisio, per cui grazie davvero a tutti voi per aver come dire, aderito ed essere presenti ad ascoltare questo appuntamento, ma grazie davvero all'amministrazione comunale che sta seguendo questo filone sul patrimonio e sulle nostre tradizioni. E a questo proposito vorrei, visto che dico grazie ufficialmente, vorrei averlo qui con me, l'assessore al turismo Alessandro Sorgia, l'assessore competente per la organizzazione della festa di Sant'Efisio. Assessore, eccoci qua. Grazie davvero intanto per questo importante sforzo che tutti gli anni fate e per averci dato la possibilità di portare la nostra tradizione musicale, i canti di tradizione orale qui al palcoscenico di Piazza del Carmine. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per essere presenti. Devo dire che non ci ha messo modo Ottavio Niedu. Chiedo un grosso applauso per un grande direttore artistico, e quindi Ottavio è una garanzia. E senza la sua presenza molte cose non si potrebbero fare. Devo dire che non ci ha messo molto a convincermi, sia per il piacere di poter realizzare una cosa di questo tipo, ma soprattutto con grande convinzione. Convinzione perché dal titolo che noi abbiamo qui, il cammino della fede, un popolo in cammino, abbiamo due linee da seguire. La prima è quella di tanti devoti e fedeli che saranno presenti anche domani, ma anche, per quanto mi riguarda, anche tanti turisti che saranno qui a Cagliari.
Sant'Efisio diventa un veicolo importante per promuovere anche la nostra città. Vi do solo un dato, che le attività ricettive cagliaritane e dell'Interland non hanno un posto manco a pagare a peso d'oro. Oggi e domani è tutto sold out, e questo a me fa piacere, perché ho visto da assessore attività produttive e turismo le difficoltà negli ultimi 2 anni. La pandemia purtroppo ha creato tantissimi disagi, e per me è motivo di orgoglio che oggi si possa finalmente respirare, perché già la scorsa edizione è stata abbastanza partecipata, ma questa è l'edizione della ripresa in toto. E stiamo lavorando tanto anche per promuovere anche da Sant'Efisio in poi tutta una serie di iniziative per poterlo promuovere anche nel resto d'Italia, ma nel resto anche d'Europa e del mondo. Colgo l'occasione qui c'è una nostra amica, Isabel Vera, dell'associazione Eurinsula, che metterà a confronto tante realtà, tutte le isole del Mediterraneo. Lei proviene da Tenerife, quindi anche dell'Oceano Atlantico, Corsica, Baleari, appunto ho detto Canarie, Malta, Cipro. È un grande viaggio per poter promuovere veramente la nostra città. Quindi io chiamo qui Isabel Vera, vi presenterà questo progetto nei prossimi giorni, avrà ancora più risalto. Molti di questi attori saranno qui presenti a Cagliari per la festa di Sant'Efisio, e promuoveremo anche con la nostra etnografia, le nostre culture, le nostre tradizioni. Vi auguro un buon divertimento e un buon Sant'Efisio a tutti. Isabel, parlaci Grazie. di questo progetto e anche di quelli che sono, insomma, i patrimoni al quale voi siete particolarmente legati, insomma, il patrimonio culturale e musicale delle vostre isole. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, l'assessore, e complimento all'organizzazione per questo magnifico evento che dimostra veramente quanto la Sardegna, questo popolo straordinario, perché questa unione secolare che dimostra onorare un santo come Sant'Efisio veramente rende conto quanto è importante per voi le tradizioni religiose, come lo è anche per noi spagnoli. Io sono delle Isole Canarie, sono dell'isola di Tenerife, vivo in Sardegna da 25 anni e anche per me quest'anno è un anno importante, perché sono arrivata nel 98, quindi vivo in quest'isola da 25 anni. È un anno importante, è un quarto di secolo, metà della mia vita, e attraverso questo progetto che ho fondato, Islas del Mar Project, voglio unire le mie isole, voglio unire le isole dell'Atlantico con la Sardegna e le altre isole del Mediterraneo. Quindi stiamo creando un confronto interculturale per promuovere il territorio. In questo caso inizieremo con la città di Cagliari, avremo il nostro primo evento il 18 e 19 maggio, è un primo forum interculturale dedicato alle isole dell'Europa, perché parliamo dell'Atlantico, le isole Canarie, le Azzorre, e poi ci spostiamo nel Mediterraneo, quindi alla nostra casa, l'isola della Sardegna, che sarà lei a accogliere questo primo forum, e tutte le altre isole che mi ha indicato adesso l'assessore, quindi avremo Corsica, Malta, Cipro, l'isola della Grecia, Creta e tanti altri rappresentanti che comunque verranno, politici, associazioni. È un evento aperto a tutti, quindi in questa occasione vorremmo anche farvi l'invito. È un invito gratuito, quindi è gradita la vostra partecipazione. L'evento sarà il 18-19 maggio alla Fondazione del Banco di Sardegna, inizierà intorno alle 9:30, quindi per maggiori informazioni possiamo dare il nostro sito www.islasdelmar.org, oppure su Facebook Islas del Mar Project, lì troverete tutte le informazioni. È un evento interculturale, quindi vogliamo confrontarci con le altre isole, vedere come si promuovono anche le altre isole e usare il turismo come veicolo interculturale di promozione. Quindi noi ci sposteremo attraverso il turismo, perché il turismo è il motore dell'economia di un territorio, quindi unire cultura, unire storia, unire tradizione, combinandola col turismo, penso che sia un progetto veramente un contributo per le isole. Beh, grazie Isabel, grazie davvero, complimenti per il vostro lavoro, grazie Assessore, grazie infinite. E adesso insomma ci immergiamo davvero. Io chiedo l'assistenza dei tecnici di palco, di Roberto e tutto lo staff tecnico, di cominciare ad allestire e preparare, perché così entriamo subito insomma in questo mondo dell'appartenenza ai nostri canti. E siccome avremo l'occasione di entrare molto spesso stasera nel canto a 4 parti, in questa profondità del canto a tenore, del canto a concordo, questo che è diventato insomma il canto del patrimonio immateriale dell'umanità, ma lo è da sempre
come patrimonio della nostra identità musicale. Quindi siamo molto felici di avere ancora una volta, ininterrottamente da tanti anni, per il palco della festa di Sant'Efisio, ma in questo caso anticipato la giornata del 30, tutta dedicata ai canti, quel tenore della Barbagia che viaggia nel nome di un antico e grande poeta, Remunno Ellocu, e il tenore infatti Remunno Ellocu da Evizzi, di Bitti, eccoli qua. Con Bitti, con la bellezza di questo canto, noi entreremo subito in quelli che sono le ricchezze, le sfumature, le tessiture musicali, con queste voci gutturali che partono da Sisterrita, Zazzirada, Boccenotte, e poi due aspetti legati a quel canto dei cantori generosi, cioè il canto a ballo, il canto della festa, il canto della fruizione collettiva con ballo serio e ballo lestro. Questi sono insomma il piccolo repertorio che avremo modo insomma di vivere insieme, per cui comincia questa nostra immersione nei vari canti, nelle sfaccettature del canto dell'isola con su tenore Remunno Ellocu da Evizzi. Abiti bella sa terra natea, la contemplo e la vedo in pensamento. Piazzata esche un monumento a pes de Cucureggio e Sant'Elia. Introsade beso corso d'ogni via, in esa baia nascimento, e sto tono d'estento mandamento che mi ha che cantare in poesia. Campana zonaiola che zona e a danara convento che a te crea e te scuola. San segreste a pentimento, a tuyo appesa una preta e mola se ponea sa svezza, sa pro tormento. Canno via minore un passo, descorriamo sotto un lembasso, io che ne pare invece non assaiana. Che cador de canna o tira e a carretos atraso e saglio che a un po' pal destrasso dormir nella sencoa ne na 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 che ne sa scompavar de magia de furto de reatos e rapina de furto
saprino de rigore, impetuoso vespo sorridente. Giovanu valente no ataesa femina s'amore. Divinas armonias el liuton, divinas armonias el liuton, derinar fiolinos en mandolan, divinas armonias el liuton, divinas armonias, divinas armonias, derinar fiolinos, divinas armonias, derinar fiolinos. Mi parendo Miliamato satrota, prosa di si sposu sucar, culamne subisu sucar, bana corra cota miliamato satrota, prosa di si sposu sucar, culamne subisu sucar, bana corra cota Marone de superiore Budanes Mendanes Carone de superiore Bulatur La tutar Udari Filu proyo Filu Ganes Udara Kulas Sabrunda Sabria la questione de superiore Budanes Carone Esitone veduno rusorario e pare itero tamorare a combo e a Prosa di
sukar kumale bisu sukar kumba eka bimarairo taram bimarairo taram bimarairo. Grazie, a metà anno. Grazie. Cari amici del Tenore di Bitti, grazie ancora una volta, grazie per la vostra presenza, la vostra partecipazione che è immancabile in questa festa in genere dedicata al 1° maggio, ma quest'anno volevamo proprio fare una immersione, incursione proprio nella isola del canto e della musica e voi naturalmente non potevate mancare. Grazie a Tenore di Bitti, grazie davvero. Dunque, passiamo da questa tessitura polifonica delle 4 parti, delle 4 voci, dal canto gutturale ad un altro patrimonio però del canto monodico, del canto a chitarra, quindi di quella altra esperienza musicale che fa parte del territorio più settentrionale dell'isola. Andiamo proprio in Gallura e lì ci sono proprio tutta una serie di canti che si identificano con il luogo, non fosse altro che tanto per la struttura musicale che appositamente insomma ha qui tutta una serie di respiri sonori che sono particolari di questo territorio, ma poi certamente la variante linguistica gallurese e poi il patrimonio poetico in gadduresa, filugnana e poi ancora la corsicana. Noi andremo addirittura a trovare componimenti poetici della metà del Settecento con i versi di Don Baignu Pes, quindi tempiese, oppure con i versi di Orecchioni, di Locusantu, anche qui insomma luoghi che hanno generato tutta una serie di canti che nel tempo sono poi diventati tradizione di questo patrimonio musicale. 2 giovani, abbiamo voluto dei giovani che come dire, interpretassero queste loro melodie e armonie con la chitarra di Lorenzo Mele che spesso insomma incontriamo in queste circostanze, la voce di Adriano Piredda. Come detto avremo occasione di ascoltare questi versi importanti nella gadduresa, nella filugnana e poi in quello che è diventato un canto veramente popolare nel senso diffuso, patrimonio di tutti dal punto di vista del contenuto e quella struttura musicale che insomma voleva imitare, anche assomigliare, stringere una relazione anche con l'isola gemella della Corsica, del canto alla corsicana, la Gallura.
innamorato di te, so cavalli più d'un anno, ho mostrato disinganno, dimmi più le mi ve, io di me, più le mi ve. E domenica è da Donosa e venitini a casa mia e tagli a posa in catria con tre mazzoli di rosa. Domenica è da Donosa, venitini a casa mia e tagli a posa in catria con tre mazzoli di rosa.
creatura, paghiamo così tanto d'ogni bella creatura. Paghiamo così tanto d'ogni bella creatura. Il rinaggio una fontana della fresca cristallina, ando a la mattina, mi incontro con Donna Chiara. Ando a la mattina, mi incontro con Donna Chiara. La padrona di Cattura le munò il loco santo in coronata d'incanto così bella creatura. È la padrona di Cadora, le mono il loco santo, in coronata d'incanto così bella creatura. La padrona di Cadura, le mono il loco santo, è incoronata d'incanto così bella creatura. È incoronata d'incanto così bella creatura. Canto campo de covà, sempre onori al loco santo, che la terra di un canto di caffè in strangia. Canto campo de covà, sempre onore al loco santo, che la terra di un canto di caffè in strangia. Canto campo de covà, sempre onore al loco santo, e che la terra di un canto di caffè in strangia. E che la terra di un canto di caffè in strangia. Andrea Piretta e Lorenzo Mele, grazie ragazzi, grazie per il vostro canto e il vostro impegno anche, va bene? Grazie mille, accomodatevi pure. E adesso invece
entreremo in un'altra dinamica, ancora una volta le 4 parti delle voci, questa volta non gutturali, quelle del concordo, ma in realtà a Bosa amano molto chiamare proprio come il carattere musicale di questo loro canto, a Traggiu. E in questo luogo dell'isola c'è una profondissima tradizione legata al canto a Traggiu, quindi il canto a Concordu, e ci sono anche dei canti che sono diventati molto famosi anche grazie, insomma, non solo all'interpretazione ma all'attività discografica dei primi anni 60, come Bosa Resuscitada, che è il primo canto che noi avremo modo di ascoltare, che ci riporta tra l'altro ad un altro bel patrimonio bosano, quello del carnevale. Sappiamo insomma quale relazione c'è fra i bosani e il periodo del carnevale. E poi ancora un'altra delle strutture musicali ma anche dei componimenti poetici piuttosto articolati, con una poesia intensa, una lettera che mette in evidenza tanti sentimenti. Ma vorrei avere insomma il coro di Bosa qui sul palco per poterli intanto salutare, applaudire, ringraziare per l'impegno musicale e culturale che svolgono i protagonisti, che hanno questa doppia capacità, doppio patrimonio, sia questo di questa tipologia di canti che in un contesto di serate come queste sono ideali, si possono, come dire, apprezzare e godere con molto piacere. Poi c'è tutto quel lavoro che loro svolgono nella comunità o nelle comunità, quello dell'animazione liturgica e paraliturgica, dove loro sono portatori insomma di questa importante tradizione. Quindi adesso li ascolteremo con questi due canti, Bosa Resuscitada e Vocione, e sarà un piacere insomma avere stasera qui a Cagliari, in questo palcoscenico dedicato tutto ai canti della nostra tradizione, il coro di Bosa. Bosa resuscitada intende solamente Geremia, intende solamente Geremia. Bosa resuscitada intende solamente intende solamente dai tanta maladia già di bidò derrota istinuada, già di bidò derrota istinuada, dai tanta maladia già di bidò derrota già debito derrota e remedios ti porto prontos allos usare di esorto, prontos allos usare di esorto, remedios ti porto prontos allos usare
prontos a los usare, patria mia, intende su lamento e Geremia, intende su lamento e Geremia, patria mia, intende solamente intende solamente
nos hemos Possiamo dire, ma che bellezza questo qui, ma che meraviglia, grazie, che piacere avervi avuto ospiti, grazie, grazie. Mi aiutate a salutare ancora il coro a Traggio, il coro di Bosa, grazie, grazie mille. Adesso torniamo invece al canto monodico, al canto a chitarra, anzi quella formula che nella metà degli anni 50 si è anche arricchita di sonorità, partendo dal canto semplicemente a boga e chitarra nell'area centro-settentrionale dell'isola, poi ha assunto insomma alla fine dell'Ottocento anche questo ruolo non soltanto di canto della comunità ma anche come occasione di spettacolo, di ascolto, di concerto sul palcoscenico e come dicevamo insomma nella metà degli anni 50 si è arricchito di ulteriore sonorità, di accompagnamento, quelle che determinate dalla fisarmonica, questo strumento aerofono, a mantice che bene insomma si accompagna nel canto e in altri momenti importanti della vita musicale della nostra isola. E nel canto a chitarra, del canto del Logudoro, noi avremo semplicemente, come dire, una estrema sintesi di quelli che sono i primi canti della gara di canto, quella gara del tutto accademica, ma che i cantori e cantadores anzi si sfidano certamente cercando di mantenere insomma quelle particolari dinamiche di sospensioni, di allungare le chiusure e realizzare tutta una serie di giri, melismi, corone, insomma tutta una serie che ciascuno dei cantatori di piccoli segreti, esercizi, caratteristiche e carattere musicale che ciascuno di loro è capace di esprimere. E quindi in questo contesto Re Nuoresa Muttos, proposta da altri due protagonisti che sono dei giovani ma assolutamente affermati, che insomma hanno seguito tutta una loro strada e carriera musicale, ed è quella di Daniele Giallara, e vorrei fare subito un applauso e un saluto, Franco Figos, che proprio si caratterizzano non soltanto per la struttura, per come dire, la caratteristica e qualità vocale certamente smaltata, certamente potente, ma anche per la sensibilità nella, come dire, nel esaltare anche i contenuti poetici che sono molto importanti in questo tipo di canto. La fisarmonica è quella di colui che insomma da una vita per tradizione familiare acquisita da suo padre e tramandata anche a suo figlio Graziano Caddeo, quindi grazie, che ha caratterizzato anche non soltanto i canti ma anche tutta una serie di momenti di ballo del suo territorio. E poi una chitarra della quale io sono anche felice di essergli amico, oltre che suo ammiratore per la capacità insomma di giocare con questi arpeggi e scale, e quindi grazie a Tore Mazzao.
Grazie, 46 anni di carriera, quindi una vita. Quindi entriamo insomma con queste due belle voci di Daniele Giallar e di Franco Figos, con la chitarra di Tore, la fisarmonica di Graziano, in questa piccola estrema sintesi, ma credo molto molto piacevole, del re Nuoresa e Muttos per i canti a chitarra, anzi a boghe, chitarra e fisarmonica.
prodotto vita intera, due amore consolo, che stessa melodia, due amore consolo, prodotta vita intera, sempre anima mia, nate d'ogni primavera, se anima mia, due amore consolo, prodotta vita intera. Nai prodotta vita Sole esa baronía, porque su bala danza sobre dos cadenas. Sala de esa baronía, canica de la basa, hasta Igoro mire a ogni malinconia, porque su bala danza ogni malinconia, hasta Igoro mire a canica de la basa. Ne sobrado ascarrea, canica de la basa de ogni malinconia. Da Igoro Daniele Giallare, Franco Figos, Tore Mazzao, Graziano Caddeo, grazie. Ancora, aiutatemi ancora. Grazie mille. Grazie. Con te, Tore, ci vediamo domani sera qui ancora con i balli, con i tiri. Grazie mille. Adesso tutta la squadra tecnica velocemente dovrà sparecchiare un po' il palcoscenico per prepararci ad ascoltare altre belle cose. Io sono molto felice che in questa serata abbiamo potuto inserire anche quel fenomeno musicale così importante per la nostra isola, quella della polifonia, quella che oggi chiamiamo di scuola nuorese, perché proprio nel centro barbaricino, nella città di Grazia Deledda, negli anni 50 ha cominciato a maturare un fermento musicale molto molto importante, quello della polifonia a quattro voci pari, quell'amicizia delle voci, dei suoni, quella occasione per mettere in luce tutto il patrimonio poetico dell'isola, quel riferimento al canto a bocca chiusa del tenore, insomma un modello musicale che in quegli anni si è sviluppato, e devo dire che è un grande lavoro, un grande merito. Tutto il mondo della polifonia dell'isola è molto grata anche ad uno degli autori, dei personaggi che ha alimentato questo mondo, non solo con la sua direzione, ma anche con la sua, con i componimenti musicali, con gli arrangiamenti, ed è Giampaolo Mele Corriga, una figura storica nella città di Nuoro e nel coro di Nuoro. Ebbene, con Giampaolo Mele si è attraversato veramente un periodo molto importante, estremamente produttivo di canti, e il coro di Nuoro ha consolidato insomma la sua tradizione, quella tradizione appunto di quei canti con i tenori primi, i tenori secondi, i baritoni e i bassi. E allora da lì sono nati in quegli anni tutta una serie di elaborazioni musicali. C'è il primo canto che noi ascolteremo, io però vorrei avere già in scena il coro di Nuoro, mi piace applaudire e salutarli, e poi vi dirò brevemente giusto un accenno sui canti, però questo applauso ve lo volevo rivolgere per ringraziarvi, perché io ho avuto molte volte il piacere di incontrare il coro di Nuoro, ma sono particolarmente orgoglioso di farlo nella mia città, in questo palcoscenico, per questa festa che per noi
cagliaritani ma sardi più in generale così importanti. Allora ecco che questa formazione di voci tutte maschili, quelle voci virili che hanno, come dire, creato tutta una serie di suggestioni musicali così importanti, tanto da diffondersi in gran parte del territorio regionale, questo modello musicale. Allora il coro di Nuoro in quegli anni con Giampaolo Mele Corriga ha elaborato tutta una serie di canti. C'è un canto che è quello che ascolteremo per primo, che tutti gli appassionati conoscono bene, che è sia Tatana Faragona, una figura molto importante a Nuoro dove ruotavano insomma gli uomini della città in questa sorta di zilleri. È la cosa più importante e più bella che ha, come dire, scatenato tutta una serie di indagini, di approfondimenti, di interesse. Era quello che Giampaolo Mele ha utilizzato la struttura musicale di un canto religioso, una delle pregatorie più importanti, il Deus ti salve Maria. E quindi mantenendo insomma quella struttura musicale ha messo su insomma questo canto che invece è un inno al buon vino, alla compagnia, alla festa come dire, che si può fare insieme. Questo è un lavoro che abbiamo che io personalmente, tra l'altro, ho avuto modo di conoscere molto bene perché Marco Luzzu, l'etnomusicologo, ha pubblicato un libro proprio sul Deus di Salve Maria e ha rivolto molta attenzione a questo fenomeno musicale, insomma, che ha restituito da quella struttura musicale proprio questo componimento poetico. Poi, per rimanere sempre un po' nella tradizione dei canti del coro di Nuoro, c'è un altro brano che tutti gli appassionati conoscono e amano molto, che è Mariedda, e poi invece passeremo come dire, al coro di Nuoro di oggi con una nuova direzione che eredita naturalmente la capacità, la creatività, la lungimiranza, l'attenzione, quello sguardo lungo di Giampaolo Mele Corriga col figlio Francesco, che adesso è a capo della direzione di questo ensemble corale. Allora con lui cominceremo a entrare insomma in questa nuova dinamica di nuovi componimenti. Hanno fatto un sacco di lavori interessanti, pubblicazioni discografiche, pubblicazioni audiolibro, insomma anche su un mondo dedicato ai più giovani, insomma veramente una grande vitalità all'interno di questa formazione corale. Quindi con Siccaglia si concluderà il trittico che stasera ci hanno portato e riservato per questa piacevole occasione. Quindi con la direzione di Francesco Mele, tutti gli uomini, i tenori primi, quelli secondi, i baritoni, i bassi del coro di Nuoro. Sabido la professo che indona a ti minzana Sia
E Mariela tutto storada, girava chi s'abrocca, da istirita. Vituna di è vero male trista, vi penso visto canna procalada, e Mariela tutto storada, girava chi s'abrocca, estirita, 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 girava girava chi s'abrocca, estirita, girava chi s'abrocca, estirita, girava fan decisa sulla spoverita, vacchiada cada passo alzada, e da sabar de te discrasulada, ne se tu una chi che da piaita, ne se tu una chi che da piaita, ne se tu una chi che piaita, ne se tu una chi che da piaita, ne se una chi che da piaita, ne se tu una chi che da piaita, ne se tu una ne se tu una chi che da piaita, ne se tu una chi che da piaita, ne se tu una e mentre se navagai, 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 stava tanno tanne si s'abrocca chi imbiancava tuna Canno trabuca te a terraza brocca, Mariela prangenne tanno pesa, chi li casa subritu, chi sa socca.
già si speranzi arruelas. Serberu quisertus de piedosum, prite las asicares avuntana, auve curres un populum bramosus. E questa era la bella proposta dei nostri amici delle voci di Nuoro, del coro di Nuoro, diretti da Francesco Mele. Grazie, grazie ancora infinite, grazie, grazie a tutti voi. Grazie davvero. Oh, dunque. Abbiamo voluto un'altra formazione di canto a tenore qui in questo palcoscenico, in questo contesto, proprio per raccontare insomma meglio questa grande ricchezza del canto a quattro parti, perché in realtà la Sardegna ha molti luoghi dove ci sono queste radici profonde nel territorio che portano avanti una tradizione antica di questo canto che è veramente un po' l'orgoglio musicale della nostra terra. E allora ecco che ogni luogo dove ha una radice profonda ha anche una sua struttura, un suo carattere, un suo, come dire, segno di riconoscimento musicale, una caratterizzazione che lo rende unico e differente da ciascun'altra versione di canto a tenore di altre località. Questa è una grande ricchezza della nostra terra e noi abbiamo iniziato col canto a tenore di Bitti, Remunne Locu, ma c'è un'altra formazione che per noi appartiene a quella insomma, storia del canto a tenore, ma anche alla relazione profonda con la festa di Sant'Efisio, perché ora non ricordo da quanti anni, tutti gli anni abbiamo il piacere di ospitare, ma soprattutto di ascoltare, di emozionarci con le suggestioni del canto a tenore Sangavino di Oniferi. Eccoli qua. Accomodatevi pure, grazie ancora una volta, grazie di cuore per aver accettato questo invito. Tenore Sangavino di Oniferi, anche in questo caso la suggestione emergerà chiara già dal canto a Saseria e poi il canto assume ritmi, tempi, moduli completamente differenti perché entra in quella dinamica del canto a Boccheballu, quindi a Passutorrao, a Ballu e a Salestra, per poi chiudersi insomma con alcuni di quei versi che noi chiamiamo muttos e che stabiliscono proprio anche questa struttura musicale che fa parte insomma del patrimonio del canto a tenore, in questo caso del canto a tenore Sangavino dei Onieri. Orfana senza babbo
e senza mamma stento trasende so esa vida. A pedire in sargiana sa orfana senza babbo e senza mamma, hai stento trasenne rosa vida. Iscurza a pedir in sargiana reruia una die virrica sin fortuna crudele una die virrica sin fortuna crudele ma bocchi un cane e da tutti scacciava. Dueno alze succhi zuavane, fragile su sorbener de fortuna, e fragile su sorbener. Fragile sul sorbener de fortuna, caridadosa sia se darli pane, caridadosa. Comanda non comande se che padrone, ma che papà amoroso su rigore, se ne ponne sia sin abbandono, sempre espone chi sorvono va in amore, chi sorvono va in amore, su sottene tutto il mambo, tu vive chi in tutto il amore, ora si chiede dimostrare per tu, vera virtù del regno sacata, se la virtù del mare, che barchiti sul mare rivascoso, che barchiti sul mare rivascoso, vera però romine, non tratta fino che sul mare stelle spaghe, britte sa differenza ragazza, britte sa differenza appunta, adesso resti per mano tu le maghe, adesso resti per mano, maghe, tu davvero di te sulle strade, tu davvero. Che dinaro tutto ma de britte ti stimo se la ipocrisia amico de stare amico de stare de obrero de perdonare queste scritture vesti da fare piccolia ti preguntan ti preguntan una racchetta degli spasola una raro che de sudore de sangue
Compata signorina, può essere purpurina, mi nel zandau e le adusas tintas, mi nel zandau e le adusas tintas. Non l'ammiro po' amore, non l'ammiro po' amore, l'ammiro chin dolore, in vostre curdar bella arbor mar vinta sa, in vostre curdar bella arbor mar vinta sa. E so virmui sul parre, che su mordeghi mostrano e scarre, che su mordeghi mostrano e scarre. In mancanza de pulpa, così la posti stupa, può ammantare sarghisa se fosse, può ammantare sarghisa se fosse. Recuro non deseo, ma la conosco e creo, Cabezo luz apende chi so, cabezo luz apende chi so. Usaso la camisa, ser tu chissà persone spiulisa, ser tu chissà persone su chi non dà natura, assisca la brigura, vi lo procura artificiale, vi lo procura Quizás per la zanzena, si conoscete appena, finché ya che este rutto su portale, finché ya che este rutto su portale. Saucano a peri, si rosa per la valsa si scoperi, si rosa per la valsa si scoperi. In puma se fiocco, mi rende lo spicciocco, sospira su dormire matrimonio, sospira su dormire matrimonio. Mendus peseger fea, de ponda cusidea, e pezzi che innamore su demonio, e pezzi che innamore su e la stessa brigonza, ponda giudicio e si nascente monza, ponda giudicio e nascente monza. Paris quizá signora de che cameriera se non mi lo più su caso un traitore de piscina lisera traitora e te piscina lisera se non mi do più su.
Ed eri sidro volante atterrato in monte po' colpa e su motore. Ed eri sidro volante circondavo su fronte ed è immenso dolore per una vile amante. Atterrato in monte per una vile amante ed è immenso dolore circondato e su fronte. Battizzata Deus in carrera essa rosa e a Sandira, Sandira, mamma mia, non tu Ioanne mare, a ti è bene meu, sa senti invidiosa, non chiede da mare, a Sandira, Sandira, mamma mia, battizzata Deus non chiede da mare, la senti invidiosa, ti è bene meu, a Sandira, Sandira, mamma mia, esta santo Giago, la che di loro sei, che essa di Gesù, a Sandira, Sandira, mamma mia, santo Giago a mia pesa bei a Giaru a Cuba mancara paca pacu a Sandira Sandira mamma mia dai dalla de vizia che va tu una crappa che su in a segura Sandira Sandira mamma mia chi me gusti piatapa, chi me gusta pa tipi tapa, chi me gusta Sandira, Sandira, mamma mia, che va tu una crappa, tipi tapa, chi me gusta pa tipi, chi me gusta tipi tapa, Sandira, Sandira, mamma mia, al muro de presone, vato de granito, bañador de pianto, a Sandira, Sandira, mamma mia, al muro de presone, a su manconzi tanto, mandami l'un iscritto e consolazione, a Sandira, Sandira, mamma mia, de consolazione a su manconzi tanto mandami l'un iscritto a Sandira, Sandira, mamma mia. Buonanotte, grazie. Siete scappati neanche il tempo di raccogliere tutti gli applausi belli per voi, per il tenore Sangavino Dioniferi. Grazie, grazie ragazzi. E stasera ovviamente è una bellezza poter avere davvero quel pubblico di appassionati. E allora vi dico che quest'anno il progetto musicale di Sant'Efisio viaggia molto nel solco della tradizione, di quei patrimoni che noi abbiamo. E vi ricordo, anzi vi invito, se già non avete visto il programma, che il 2
e il 3 saranno 2 giornate molto importanti, 2, 3 e 4, ma il 2 e il 3 per esempio nel cortile del Palazzo Civico di Via Roma avremo una intera gara poetica campidanese, dunque da Samoda Campidanesa, Mutettu Longo, Bascio e Contra, con 4 poeti improvvisatori, tra cui anche Antonio Pani, che stasera sarà invece in veste di interprete di quei canti popolari e non di improvvisazione. E questa sarà molto bella e la faremo alle 20:30 il giorno 2, quindi dopodomani. E invece il 3 daremo sempre spazio a quella grande tradizione della poesia del sucanto a bolu, della poesia di improvvisazione, di tradizione orale, però dell'area del settentrione dell'isola, del centro settentrionale, quello che chiamiamo la poesia logudorese. Quindi 2 poeti che conoscete bene, gli appassionati conoscono bene, Giuseppe Porcu e Dionigi Bitti, accompagnati dal tenore Santularetu di Silanus, faranno una gara poetica logudorese il giorno 3 nel cortile del Palazzo Civico alle 20:30. Il giorno 4 invece saranno i cori a partire dalle 18 del pomeriggio, perché poi gli stessi cori andranno ad accogliere il santo in alcuni punti della città, ma dalle 18 alle 20 proporranno proprio un concerto dei loro repertori. Questo insomma è il programma che ci attende nelle prossime giornate. Adesso vedete già un personaggio che insomma chi ama questo mondo del canto della tradizione conosce molto bene, del Romeo Dentoni, la chitarra famosa di Romeo Dentoni, al quale io voglio fare un saluto e un applauso e ringraziare per la sua presenza, per la sua tecnica di arpeggi senza l'utilizzo della plettro, ma proprio a didu, come si usa dire in questi casi. E la sua conoscenza musicale, la sua struttura musicale sarà a disposizione di colui che è noto come poeta campidanese, tanto è vero che il dopodomani lo avremo come fra i 4 poeti ospiti, ma è anche un interprete di quel canto della tradizione da sempre, non solo interprete ma anche autore, perché poi nella canzone a curva, questo patrimonio che si è sviluppato forse proprio nella nostra città e comunque nella cintura cagliaritana, ha una grande tradizione della canzone a curva, lui ha scritto un pezzo che è molto divertente, che noi ascolteremo, ed è un po' una fotografia divertente, forse anche un po' una presa in giro sui noi cagliaritani de come dicevo Pappadoris, e quindi insomma ci prende un po' in giro su quello. Ma prima però ascolteremo un omaggio che bene si inserisce in questa serata, in questo contesto, perché Antonio Pani alla sua maniera ci farà ascoltare alcuni di quelli passaggi più famosi dei Goccius di Sant'Efisio. Quindi sarà un piacere, con la chitarra di Romeo Dentoni, la voce, tutta la sua conoscenza, competenze e abilità di Antonio Pani. Personaggio grandioso possa vedere e posso valori o Sardigna renda usonori a Sant'Efisi glorioso, a Sant'Efisi glorioso. Una bella storia nodia, naracca in Santiga Elia nasce ad Effi
santo stimau, su chiamano diventa famau, riconosco eroi valoroso, o Sardigna rendau onori a Sant'Efisi glorioso, a Sant'Efisi glorioso. Spinta desistinto pagano, sa mamma tu via de chia, con sa scuola desidolatria, tu portata Diocleziano, chi promovi di a capitano, esercito su numeroso, o Sardigna rendau onori a Sant'Efisi glorioso, a Sant'Efisi glorioso. Sa divisa de vagano a s'esercito ia dirigio, però a causa de un prodigio diventau via cristiano, con sa croce incidia in sa mano, posinali miraculoso, o Sardigna rendau onori a Sant'Efisi glorioso, a Sant'Efisi glorioso. A Castello via d'arribau, su combattenti a visto, e senza milizia de Cristo, un orgoglio ad affirmau, ma venia da condannau a su supplizio doloroso, o Sardigna rendau onori a Sant'Efisi glorioso, a Sant'Efisi glorioso. Porta udianti in cadena fino a sa città denora, e poi su fullompi a sora per sospiri sin giusta pena, e lasciata sa vita terrena o raggiungi s'eterno riposo, o Sardigna rendau onori a Sant'Efisi glorioso, a Sant'Efisi glorioso. Popiri sa vesti firmata e Castello pregata su santo, e di fatti casi voi incanto, da grazia diada cansata, cussa di venir ricordata ogni anno in modo vestoso, o Sardigna rendau onori a Sant'Efisi glorioso, a Sant'Efisi
fisi glorioso. Un personaggio grandioso possa vivere e posso valori, o Sardegna renda us onori a Sant'Efisi glorioso, a Sant'Efisi glorioso. E ora la classica mangiata dei cagliaritani, buon gustaio per eccellenza, come ha detto Ottavio. Praticamente un po' i ricordi del passato, di quando ero bambino. Il cagliaritano era famoso perché la mattina presto andava o a Giorgino oppure magari a Sant'Elmo, dove arrivavano i pescatori e compravano i pesci freschissimi. Quindi io da questo spunto ho realizzato appunto questo componimento che ha per titolo Suba Padori e rappresenta il pranzo tipico del cagliaritano. Questo tappo vita da vengo inquieta, minara case usi che da ingrassai, un addio satra mi pongo a dieta, ma in mo in sa mesa mi do lugo sai. Mi do lugo sai, con saprenti brena, manca i sicurri da un palloni. Tutta una faccia su francesa cena, poi non mi stroppai sa digestioni. Sa colazioni c'è da faccia patti, 2 litri de latti, con un arroso e un modizzoso fatto tutta fittas, 10 pasta fritta, poi non esagerai. O non esagerai, de primo mangiano, dato che luego torra rimesa. Si piuga l'incuna cosa in sudiano, mi dà da stupuro in sore s'attesa. Non tengo pretesa, non sei vizioso, pago pregungioso, venendo malena, e sa mesa brena, chi duri non creu, che ci penso te, guarda sbudiai. Ad sbudiai senza renni pressi, fino a schino a turi, manco brus arrasto.
Sa cosa del mare saprus de agradeci è sempre commensu de un antipasto. Sa gocciula d'astu mi gusto i bucconi, scozza sarrizzoni, sostriche giarrettus, calamari e tu, prupusu e burrida, tutto cosa frida, poi mi callentai. Mi callentai, piscicetto fritto, questo che si pappa senza dimmi spina. Questo che ti fai di muovi s'appetito, prima de toccai triglia con carina. È una cinquantina de cavuru spuro, mi dusa mesturo con sollu piccanti, è una turettanti de aceto un cicchetto e prusu non avetto ponci tu spappai. Ponci tu spappai, dottu da sta tasta e pustisi passendi a su primo prato. A tomata fresca su un chile pasta, con una codette pani fatto. E si mi indaccato cancia culicioni, spago chistioni, spazzo con sargenti, con centro sammenti, solo in sarrescotto, vinci va pudotto senza mi stentai. Ci va pudotto, ma non sei contento con suo serbatoio appena a metà. Ma ecco finalmente non più su un momento te da stai savera i specialità. Mi sperro una nave con un cortetto, metà de porcetto, mi tu tengo pronto, ma tenendo conto che in su schidoni c'è fino a San Gioni pronta ad affittare. C'è fino a San Gioni, ma pusti sapezza, una scantulissa, sappo che gravoni. 4-5 trilli a pisca da sarrezza, con 3 spiritus e un mungioni. Si c'è gamberoni, in una variga, cottusa cardiga con una girata
e una panata prende fila trotta, si è benicotta non da la varrai. Si è benicotta, Jay mincia mollu, ma spacciata gussa, se russa vaina. Uno scanto d'urci, satter un non bollu, un de giammarettu, sei una papassina. E una dozzina belle paraffritto, sotto pirichitto, sbeni zuccoraus, 5 candelaus, uno fatte cotto, 3 su del motto, con uno vistocco, e a tocco, uno panettone, ghitto, un turrone, tu a spartulettas, 3 zippuletas, fritas e pappadas, 2 o 3 cebadas, con summeli il susu, e due fustusu, uno bianchino, e spacciao subino, banda migrocai, e spacciao subino, banda migrocai. Suapadori di Antonio Pani, grazie caro Antonio, grazie davvero, grazie Romeo Dentoni e grazie infinite naturalmente a tutti voi per aver supportato tutti gli artisti, insomma con il vostro calore e i vostri applausi. Voglio ringraziare molto l'amministrazione comunale di Cagliari che ci ha permesso insomma di portare in città tutto questo patrimonio dei canti che abbiamo ascoltato stasera e voglio ringraziare tutta la squadra tecnica, quella audio guidata da Alessio Lilliu con Michele Palmas in console, la parte video guidata da Roberto De Martis e tutti coloro che hanno lavorato nella struttura organizzativa. Grazie infinite a tutti voi e a domani per la grande festa di Sant'Efisio, la processione e poi qui domani sera per il patrimonio dei balli, la grande festa popolare. Ciao! In Casteddu ogni anno si vive una festa de spanto, un inno de fidi e tradizioni. Esti sa festa de Sant'Efisi. Su 1 de maio, su popolo untreu, sagata da vuoi rinnovare un rito commuvidore. Po sciolli un voto antico, una promessa manna della municipalità di De Casteddu del 1652. Densando saoi, sa professione passa di nisarrugas de sazittadi prenas de floris de arramadura, con i sbistimenti sardas, i sonos de canna, i cantus de rosarios e sa bellezza dei squadderis. A pago, con su roccio bello di Raude uno Iu, tutto i sardus sagata con pregere in mano per rinnovare sa devozione a su santo Gherradori. E a Merì sa festa manna con sonus, ballus e cantus a tenore. S'andata in su luogo su marturio e, dopo 4 disi a su scuricadrociu, Sant'Effis torra di scortao dei milizianus con i lucis dei istearicas, is pregadorias dei fielis e de sa confraria, in sa gresiedda de stampaci. Effis, protettori poderoso su santo in su coro de rotto e sardus. Il voto è stato sciolto. A tutti, a